Italia Roberto Caldari, Vissauro Pesaro. In corsia numero 2 è il primatista europeo degli 800 stile libero, in vasca corta primatista italiano degli 800 e dei 1500. 24 i suoi titoli italiani assoluti individuali. Ha partecipato ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è stato campione europeo e bronzo mondiale a Melbourne 2007. Federico Colbertaldo, Veneto Banca Montebelluna. Al suo fianco il campione italiano giovanile dei 200 rana, bronzo nei 1500, sempre giovanili, finalista agli Europei Juniores, Daniel Moises Loschi, Veneto Banca Montebelluna. Corsia numero 4, nazionale italiana di nuoto di fondo, è stato campione italiano della 5 km e della 10, partecipazione ai campionati del mondo, medaglia agli Europei di Piombino del 2012, fa parte del progetto Rio de Janeiro 2016 per la Federazione Italiana Nuoto. Nicola Bolsonello, Carabinieri, Veneto Banca Montebelluna. In corsia 5 è stato vice campione europeo juniores, l'attuale campione italiano di categoria dei 400 stile libero con la nazionale azzurra, argento nel 1500 agli ultimi giochi del Mediterraneo, Luca Baggio, Fiamme Azzurre. Il più giovane di questa finale, classe 96, campione italiano giovanile dei 1500 stile libero, Giovanni Coan, Nottoli Nuoto. Al suo fianco in corsia 7 Gianmario Foscanna, rana azzurra, in 8 Flavio Calendi, Vissauro Pesaro. Per cortesia si portino in zona premiazioni per i 400 stile femmine Margherita Panziera, Spela Perse e Gaia Natlacen. Please the medalists of 400 freestyle report to the victory ceremony area. E intanto siamo partiti per questi 400 stile libero con Luca Baggio che ci mette un po' di sprint nelle prime due vasche, si prende il passaggio. L'atleta più medagliato in questa gara è Federico Colbertaldo, nato alla Veneto Banca Montebelluna e cresciuto qui. Ha raccolto tutti i suoi successi con i colori della società di casa, 24 titoli italiani assoluti dai 400 ai 1500 stile libero. Ha iniziato nel 2005 con gli europei juniores a bazzicare nella nazionale, fu argento in quell'occasione con la staffetta azzurra 4x2. L'anno successivo conquistò l'oro di questa gara dei 400 stile libero agli europei juniores e altri 3 argenti. Ha poi iniziato a bazzicare nella nazionale maggiore dal 2006, è stato quarto agli europei in vasca lunga e finalista agli europei di corta. E poi sono arrivati tutti i successi, l'oro nei 1500 agli europei del 2008 con il primato italiano in quell'occasione, il quarto posto in questi 400 stile libero, l'oro dei 1500 è arrivato anche agli europei del 2010 per Federico Colbertaldo che lì in mezzo è stato argento nel 2009, argento e bronzo alle Universiadi sempre nel 2009-2008, la prestigiosissima partecipazione ai Giochi di Pechino che lo hanno visto 11° in questa gara. Proprio Luca Baggio intanto davanti a Federico Colbertaldo ai 100 metri. Baggio aveva nuotato 55,21, Colbertaldo 56,23 ai 200, per Baggio 1,53,40, per Colbertaldo 1,53,86 con Daniel Moises Loschi in terza posizione. Luca Baggio si è allenato per un lungo periodo nella vasca di Montebelluna insieme a Federico, a Moises e a tutti i ragazzi della Veneto Banca, quindi atleta praticamente di casa anche se indossa i colori delle Fiamme Azzurre.
così come Federico Colbertaldo che sta risalendo, sta provando l'attacco quando ci si avvicina al passaggio dei 3/4 gara. Federico, che abbiamo ricordato, ha partecipato ai Giochi di Pechino, è stato ai campionati del mondo finalista 2 volte nel 2009 e poi nel 2007, è arrivato il bronzo negli 800 stile, il quinto posto nei 1500 e il sesto nei 400 stile libero. Siamo ai 100 metri finali con Colbertaldo che prova ad attaccare Baggio che reagisce. Per la terza posizione c'è sfida fra Loschi e Bolsonello, perché Bolsonello tenta l'attacco al podio, mancano 2 vasche al termine. Vediamo il passaggio di Luca Baggio ai 350, ha raccolto ancora centimetri preziosi di vantaggio e dunque prenota la medaglia d'oro. Colbertaldo in seconda posizione, Bolsonello che attacca Loschi, il primato della manifestazione. 3:41 e 05 di Federico Colbertaldo, stabilito nell'edizione 2009 del meeting. Sembrano ormai definite le posizioni in questa gara e allora gli applausi al vincitore dei 4 stile maschi, Luca Baggio. Per lui il 3:47,70, felicissimo della sua prova. Federico Colbertaldo è secondo, 3:50,91. Poi Daniel Moises Loschi, 3:51,81 davanti a Bolsonello, Coan, Foscan, Caldari e Cagliendi che chiude all'80.